Salute, ben agattaus a una puntata nuova de Vocis de Hominis. Oe seus in Furtei, in domo de Efisio Caddeo, uno dei sprummannos cantadores a Sarrepentina, che oie s'ha ricciu in domu sua e s'ha contare pagu pagu de sa vita e de sa musica, de s'arte sua. Ben agattau. Benius. I test su canto a Sarrepentina, pensate di contare a qualcuno che non lo conoscete? La parola se devo raccontare a uno che non lo conosce. A uno che non lo conosce, lo devi da ascoltare. Devi da ascoltare e poi adesso cosa fai domande? È un canto che mi piace, è un canto difficile, come ti fadesi, è un canto, come è questo canto? Ecco, cosa mi deve fare questa domanda? Ma dobbiamo ascoltare su canto come testi. Dunque, la prima cosa è di ascoltare e capire te si torna da conca con questa canzone. Certo. Potevo narrare queste poesia, ma cantata pure. Tocca da chi sia in rima o no? Come è sa metrica? La metrica è questa. I cantatori, sia cantatori dei poteri su dono naturali. Chi non porta dono naturali non è cantatori. Allora, e Sara si deve poi a cantare, come ti ho fatto un oso, questo amico verde un remo, a cantare e a fare rimas. I rimas, che non ci sono i rimas, non lo accanto, non si comprende di te che fa vendo. Ecco, in base a tutto questo si forma su canto. E come si comprende se uno tiene su dono o no? Si comprende subito, noi funti benissimo, tutti i picciocchetti che noi funti cantatori, funti benissimo tutti. E mi ricordo che una volta se su un piazza, uno che non manco lo conosceva, so benissimo che gli polli cantai e pure. Era per me, io cantai proprio, poi che tu non intendi. E io provavo, certo, fu la prima arma e non potevo adesso i cantatori. Era così, la prima volta su un astro poetico. Con il suo traballo, su chi ti insegna, tu diventi su cantatore. E diventavo questo cantatore. Ecco, questo è il modo di aiutare una persona che si è nacata su maestro, che questo altro astro poetico, lo deve aiutare perché diventa un cantatore. E tutto questo, giovane che oggi non ti cantando, si è stabilito che per tanto astro poetico, quanti io che ho fatto 3 o 4 progetti pure, no? A Pizzo d'Engoi, Deo Remo, Gioveneddo Martis. Chi tutto questo spicciochetto, sono giovani, si vanno cantando, venivano a scuola, ma varai, venivano a ascoltare e noi si vediamo cantare a isso. Quando si intendi, il tipo di cose vediamo. La che questo non si fa da ici, si fa da ici a ici. La che costata è lo stesso, è sbagliato, si fa da ici a ici. Poi una cosa, craso un'altra, via dicendo, via seccando, poi funti cantando un parco. Questo è il modo di insegnare su canto. Però si deve cantare su maestro, chi volta due astro poeti, questo picciocco che bevi, a non voglio cantare. Tocca tenere dunque sono un maestro, no? Certo, su dono, che non manca su dono, manca tutto. E su maestro pure si deve da cantare? Subito se ne deve da cantare. Come ti non intendi cantando,
spiegato di questo scanno. E questo scanno, perché io un anno, può comprendere, ma lui diventa cantatore. E difatti, ahí ci si è partito. E voi come ti hai scommenzato? Vi hai piccioccheddu, Io ho pipieddu? cantato piccioccheddu pittio, ma non a cantare in pubblico, a cantare per conto mio, no? E già i dottus, i cantatori, ottavo, il repentinista, quest'altro, fonti bessius o quanta pastori, o fonti bessius dei suzzilleri, dei bottegas. Io quando vedo che pittio cantare, ma a modo mio, modo mio. Fino a quando, preso a Matuccheddu, e noi pure sacci vanta in magazzino, dei primi di proprietà. E la gente si riunia lì a cantare, ma non manca a cantare repentina, cantare ottavas. E da mi piaceva troppo e andai a ascoltare. E piano piano ci rinasci, e oppure improdai a fare con quell'ottava. E da cui ho imparato. Poi, funtinascius, i radios, che trasmettiano su domingo. Allora, dopo succede? Remo cantava in radio San Nurino, però in suo proprio bollaio, due scamonisco non due stadiante. Si Non due brigata. stadiante. Devo dire, ma non due stadiante. E da me devo andare a Radio Castello. Sa gente, su domingo, di spariazione che non può arrivare a questo orario, può ascoltare questa trasmissione, può intendere cantare, e cantando Ficardeo, e cantando quello, e cantando quell'altro, lo scontate, via dicendo, no? Ed in cui si è incarrerato a essere repentina. Sa cantare repentina. Però la repentina fatta a modo nostro. Per sapere repentina non deve vedere iaus, non le conosciamo bene, no? È passato tanto tempo che suo collega che fu di più attrezzato di me, tenia da telefono, tenia tutto, telefona un diente che fu un grado di andare a cantare in piazza pure. E questo collega era di Storro a Sceda. Remo, sempre Remo. Bene un fudi, andavo a fare, non si deve più questionare, ripete queste cose. Ma ti telefonavano, di un luogo, siamo maggiori, andavo, potevo andare a cantare a repentina noso. A cantare la posso vicino devo fare. E non era di carè, prima. Andavo fuori. Cosa andavo? Cosa andavo e accettavo Pietro mi andavo suonando. Io si carrava sul canto nostro, ma a modo nostro. E di fatto si andava fuori, Pietro mi andava a raccogliere, andavo altri in questa zona ci cantava in meta. Perché questo fu il bacchione, fu il grande fisarmonicista e canto su di antenne, donne a seguire a zio Pino Ghiai, fu Pippedo Pittio, immagino quanto ne dai con noi. Intanto, io ho accabato questa gara. Stanotte tutto però, io ho tentato altri sono vitus. Oh, se furbezza cosa nostra, specialmente con mia. Da appena dare data a Remo, non siamo impegnati, vero? Questo è il primo, quello. No, non siamo impegnati, pensavo andavo a tale luogo. E di cui io sono carrerato. Però, dopo che fu cantando 2 o 3 anni, e i popoli si sono cominciati a intendere sempre tramite questo radio, eccetera, fu successo che ci vedo a gara a Serramanna. A gara a Serramanna è fatta benissimo e su Domitao a mi invitare quando andai a cantare. E ho detto, sì,
Però, come ti fai a rapponare? Devono tenere un mezzo. Con chi devo cantare? Andavo con su Gabriele Pilli e ballo al finito. Devo mi fanta cavallo su. E ti arrore, per me devo sudare. Avvianta a mano, E fanta in mano. Ho cominciato tutto, si scusa, cosa mia. Non posso andare che non tengo un mezzo. Ah, no, posso un mezzo, non ci pensavo, no, sono due Gigi Venturini, beccusso, di lì e di torno. E Mara ponavo e canto mionese, no, tanti. No. Non è possibile a proprietanoso pigliando già i tanti. Puffava però. Perché non voglio andare che non sono mia. Questa è la stabilità. Allora, mi niente avvocato, tutti si scusano. E andavo, ti andavo tanti. Sono tanti che andavo due. E andavo voi. E fatto io, la prima gara, gli ho fatto la prima gara con i Manos, con Siu Baloi Finio e Siu Gabriele Pilli. Quindi un bello pubblico di gente. Io disapponavo quando si arrivare a parlare Siu Gabriele, che lo sconoscia, che andavo a ascoltare. Io minavo in Fisio Caddeo. E non minavo né Peppino Chiai né Luisi Cupino con schienta formato repentina. No, isso mi rispondono, tu conta di Bruce. Perché questo fonti molto su e tu sei via. Bello quello. Stanotte tutto mi ha donato impegno a vita sua, a Santa Giusta, poi cantai per Santa Severa. Allora, per me è poeta, no, devo canto, non canto, no, devo venire un napotello, andavo io questo napotello, ne di agli figliani, ma andavo mi danno investivo e mi danno in moto. Sicché hanno fatto promessa in vita di non ci cantare mai Bruce. Perciò devo ci pure nesci quanto a dovaziare pure un parco, ma ultimamente, ultima. E vengo in Sara se va partito. Isso sono invitato a me e noi invitiamo a isso. Fino a Dio che remo. E vengo io apprendi propriamente come si fa di essere repentina. Repentina ripilogata, repentina a scapo, repentina liscia, tutte queste cose. Sono tetto ritrogato, sono tetto florio, tante cose del suo canto, isso si vuole. Come è questa differenza di queste repentinas? In Sarrimma? La repentina è sempre questa rima, sia da rima scapa, sia da rima, sempre rima doiale. Però se repentina ripilogata, è sticando uno vago percorso e poi si firma in questa stazione e deve tornare a riprendere su Chiannau. Ecco, poi va avanti a scottigella e cammina, ecco, cos'è una repentina riepilogata. E se rima scappa è come quando uno va a correntina, deve all'ubese, si deve e via dicendo, e continua a riesce. E questa è la prima che si impara da? Sì, se correntina veramente si impara su mottette e pure prima, perché la gente dovrebbe attendere. Cioè su mottette da fuori che ha 3 spesi, questo collega vedeva sempre mottette da fuori, e mi fu capitato che fui andando a stasinata che questa bischera da in Susa, Solanas, e passava sempre da Zio Gabriele e per cantare con Zio Finio e con Zio Antonio Menoggio, 2 poeti a mano. Passato se lo dai, noi io sono andando. Siamo andando a Cravas. Ah, e con chi sei? Con Zio Barloi Finio e Zio Antonio Menoggio. Su mottetto 2 andavano con 90, da tu volevi il mottetto da fuori, a 3 spese. E dopo non è stato Gabriele. E sa, no, cerca di sfruttare, sa conca no, è fuori di un lungo freddo. E dopo mi fui sezio, se vuoi arrivare in orario abbastanza avanzata, e io improdavo il mottetto. Quando li cantavo, mi andavo su ballo a vinio, e chi ti ha insegnato questo mottetto? E pure in una sebellata non mi ha insegnato nessuno, dopo fatto Deo.
Però, siccome che Mannazzo Gabriele, che noi non è andata, come tette da fuori, ha poi cercato di imbrodicare così. Ed adesso lì siamo partiti da auguro a questionare di un motetto più avanzato, più longhitano, più sostanzioso. Questo è su modo di conoscere gli anziani e di cantare con gli anziani. E si arrepentina a Floria? Cosa si arrepentiva Cosa Florida? Cosa si arrepentiva Florida? Riepilogata, Florida. Poi puoi fare 4 fiori, puoi fare un madrigale, puoi fare tante cose, se no che... Ma Deo tutte queste cose non l'ha fatto mai, perché come abbiamo conosciuto dei manus, ha seguito. E non mancare con quel giovanetto, mica da si può fare con madrigali puro. Ma sa gente non ascolta con soddisfazione, puita. Perché questo madrigale è una cosa che ripeti sempre proprio fuori, devi tornare in gomma, ripeti, devi fare. E quando invece doi tu una lingua sciolta, mancare ripilogata, però chi cammini, ti comprendi? Ci si usa. Cancino non so roscia adesso sa gente ad ascoltare sempre su proprio fueddu. Appunto. A poco compregno. E i stemasa dessa repentina, come si scioperanta? Sembra se non si può pure. E come si vede? Come si fa? Va come stava notte che va cantando sempre con Zio Gabriele, o passa uno con due cappelli e ne può venire con due cappelli prima di temmas. No, infatti non testa una pronta stemma, sono come stava notte d'andireddu. No, e ti dimone. E fu di tirai uno dentro con due cappelli, a chi gli toccasse, chi gli toccava. A me mi tocca solo, mi canta solo, a cui toccasse a me, mi cantasse a me. A cui toccava a te, ne cantava a te, a me mi toccava a Palestina, non uno che canta su tema su. E tocca da attendere una memoria buona a me dopo sa repentina, pure po is numenes de sa gente vammata, is mitos. La gente vammata parla sempre vammata. Noi di fatto che i nostri cantanti spiegano sempre te, specialmente lo spiego me da volta a Ramone. Però per quanto riguarda ai stemmas, uno deve leggi. Chi non leggi o non diventa cantatori, o altrimenti che abbezzi cantatori comuni. Faccio un esempio, no? Uno di tocca questa storia Garibaldi. Un esempio. Ma Dio non ho studiato, è tanavo, non ho nulla. Una notte vo cantando Deo, Remo e Zio Gabriele in Serramanna, senza donare il regno dantesco. Purgatorio, l'inferno. Bello. Che non ci dia mai che viannai. E quando mi fa dire, toccai che museo all'ubi, toccai che sono all'ubi. Allora Deo ti ha fatto, isso si è giudato prima di incarregare. Laga sin ferro, laga... Quando io accabavo, a tradivo, non mi piace Divina Commedia. Uscì, poi mi approfondì, poi chi mi torna da capitai. Ma non devo pigliare Ramone a Dante, non devo pigliare Ramone a Caronte, devo pigliare Ramone a Gudato, e via di Gironi, eccetera, eccetera. Questo tocca da studiare, Studiando, da giuda da me, quando abbiamo un tema, che su tema può essere un tema storico, un tema di filosofia, tante cose. Si imparava pure i temi religiosi in San Repentina. Meda, certo. Primo contatto che a finale, quando cantando con il santo, è dedicato con il santo. Che è tutto religione, no? Poi, a uno ci vuole entrare in religione, ma cantando, sfottendosi per i pari, non sai come ti ha fatto Santo Francesco, Augusto, poi acciappare appunto e di andare in merito su che stai svolgendo. Sa gara, come funziona Iada? Come funziona in sa prazza, sa gara in prazza? La gara funziona così. Prima si va ad un motetto per uomini, poi si va da cada una correntina, poi si va, chi fonti in tre, si va da cada una repentina, perché non che deve essere troppo lunga, chi fonti in due, si va a fare due pure repentinas. Questo è l'esordio. Si brocca l'esordio
si passava 10 minuti, suona su tema e poi torna in carriera con su tema. E funziona da che uno narra da una cosa e l'altro a rispondere? Certo, certo. Devo svolgere su tema mio. Che potete essere sommine, come ti non Devo svolgere su tema mio. Per esempio, Devo se vadamo, ma Devo se ueva. Quindi poi ma ascolta poco poco, là che tu porti sulla costa, da tante cose, ma tantissime cose. E poi non può parlare scetti in cui me vedevo. Poi cavai in questa situazione normale, come femmina, tavai, i tanofate, eccetera, eccetera. Se devo cantare la voce, se mi abbeccia, se mi anziana, se mi giovane, gusto, gustare. Bagadia. Bagadia, goiata, eccetera. Devo cantare molte paghe, tra ammazza, lui lo predi, che non ti dona a me mi fu toccata questa signorina, a uno gli fu toccare il sombriacone, all'altro gli fu toccare una persona colta. È toccato giocare a pizzo in cui. E come te via, si ricorda che alcuna No, frase? non mi ricordo perché te faccio su chi canto, lo canto sul momento. E poi è difficile che mi ricordo, è scarescio. Sul momento uscite sta pensando su che devo fare. Chi del registro mancai poi qualcosa mi va a tornare a raccontare. Casi ogni gara, ogni cantata è differente da sattera. Certo. Non è mai una cosa da imparare a memoria. No. Donna a gara che devo una casa una signorina, e mi pongo brillantina, o ricchiere di oro, o di stimo di oro, tante cose. Allora, ma come ti fai a tornare a Napoli? Se proprio passata cantata, signorina, fai, deppi di sci, prima di tutto per ascoltare ai colleghi. Ecco, per esempio, quando fai questa parte del sombriacone, e devo dire, no, non ti tocchi da carroi, che non do l'ombriacone. Voi femmina, signorina. E sì che a gasi. Posso a limba? Ite limba imperaiaisi, o imperaisi ancora, su campitanesu schetto de bideos atteros, o uno campitanesu che si comprendeva da che via da Geggia uguale a Tottus? No, si usava su capitano cosa nostra, su chi questo te idda. No. Che date comprendi a Desoli, Sante Ceriale delle Pottas, cantai a Desoli. Desoli non questione come di noi. Ma adesso che lo conosco, lo questione, mi piace di questionare pure. Poi teniamo due amici, sia Porco sia Dagus, appunto due amici di coro, no? E si intendeva me da Pottas, eccetera, eccetera. Cosa che stanno sul dialetto solo? No, su questo dialetto cosa? Anna bene, dunque sa limba e sbio che si comprenneusu faceva deo de mesania, de sa barbaggia e boso de su campidano dunque sa repentina non è sonata e cantata a fetti in campidano, no? E sviaggiavo meda. Sì, che viaggiavo, ho fatto tutta questa zona orientale, ho cantato Tortolì, ho cantato all'Oceri, ho cantato tutta questa zona, ho fatto tutto, tutto dialetto diverso del nostro, capito? Non so, a cosa, a Narbolia, al Suso, a Seneca, e ne può accetta, tutto dialetto diverso, ma solistanese ho cantato Andonia Pontelloco, non guardi una bida, non ne ho cantato, fino a sfuriatrocio, se non ne loco. E Zagatta differenza entre sa gente in suo pubblico, che noi andai in luoghi differenti? Su pubblico, su cantatori, tu devi conoscere a prima vista. I te che ti piaci. Chi deve questione di storia, che ti piace il corso, chi deve questione di barzelletta, che ti piace il corso, chi deve questione di qualcosa, dell'altro. Su cantatori tu devi conquistare il suo popolo. E si deve accattare, quando è cantando. Nosu, essere due a Ramon in sa terra, con Remo, un duetto è non torna da nascere mai. Non torna da nascere mai. Perché nosu vausu dusu che si intendiamo a pari e due che si sfottaiamo a pari. Ma si sfottaiamo, si sfottaiamo in suo valco. In suo valco. Hanno pausa,
sono sempre due frati. Ma oggi non riuscivo, chi possa nascere un altro duetto e ci dammi d'agoro. E come è questa situazione del suo canto improvvisato a die de oe? Ci fu un picciocco e snau che hanno cominciato si scuola, narausu, hanno imparato de bosatros del mannoso, può cantare a Sarrepentina e e tutto. Come è come questa situazione? Come funti cantando? Funti cantando in gara. Certo che questi un pochettino su debile, poi si mette tutto Zeus Ici, e funti cantando in gara. E a me mi fa meta pregei, non solo canti risvegliao, Sarrepentina, perché morendo così, Sarrepentina morendo così. E allora questo santo aiutava a fare un risveglio dei cantatori antichi. Funti cantando in palco. E tu funti ciccanno meda? Poi festa Canno c'è anche cantava bello pochettto, devo pure cantare bello pochettto, che c'è che mi sono perduto, ha potuto fare i acciacchi, e purtroppo saludi, ma proibito di fare varie gare. Ma isso succede funti cantando. Come voi avete fatto garas de pagora pure, che funti spalcos pro mannos e pro bellos de custos annos? Spalco funti tutto bello, e su cantatori de pesce bello. Sa cantata meglio su che sia in questi dies, in questi annos. Cantata pro bella non posso suonare, questa è stata pro bella, questa è stata pro mapa, non lo posso suonare, perché questa gara si forma come ti canta, però io tento pubblico su manno biddes che Santa Fisavia 4 volte a sanno, mentre biddes cidro, per esempio, nostro Santa Fisavia 4 volte a sanno, ha messo collega e con 4, mentre Zelino Masilli, dopo 15 anni che va già cantando, no? Ma ha avuto bravo poeta sicuro. Questa gara si dà vai su cantatori e su pubblico si tira su cantatori. Dunque, vi decidro e now in questo ultimo gara. Bidders, che sono stati 2, 3, 4, 8. No, Bidecidro è una delle uniche bidders in cui è per Santo Isidoro, è per Santo Pedro, è per Santo Sisinni, è per l'ultima festa avanti per Maria del Rosario. E cantiamo sempre. Poi festas d'estate, poi festas de verano, de hierro, bene in meda. E sa televisione pure scantavo, no? Televisione, sta finendo nel testimonio. Devo tirare sempre indietro di andare in televisione. Infatti mi barca, siamo andati 8 o 2, sempre in merito di Ottavio. Sempre tappo pensavo, Augusto, che questo cantatore che è andato in televisione, chi è mau, ma parla mau. Chi è bello, parla bello. Però può essere bello, può essere mau, deve essere proprio lo giudicare. Dunque... La televisione sì è bello perché si vede menino, due figli devono ascoltare, ma chi non ingiuda, non ingiuda. Ci vuole questa gente. Ci vuole questa gente, certo. Io bio pure che ho canno passato, fiaisi a questa festa di Sant'Efisi e scantavo in ie. Come te sti stettiu? L'anno passato stavo allo stesso mente con Vitto di Ottavio Nieddu, che ho sempre ringraziato, e si è fatto cantare con Giuseppe o Sant'Efisi. Io durata pago, questo fu di un saggio di Naueo, non fiato la gara completa, però intanto io cantavo, mentre sono stato invitato un altro anno pure, in Piazza Carmine, poi Sant'Efisi e tutto, e questo pure fu un saggio, non fu la gara completa, e ringraziando Ottavio Nelli ho cantato un castello pure. Che su santo del suo nome de vosatro. E su santo... Su santo no. Su santo e Fisio. Santo Fisio. Fisio capitano, certo.
E hai fatto rima a pizzo della vita sua? Savinalli, non mi darà cosa, ma usato da dai registrato senz'altro, di ha fatto a pizzo del suo santo. Magari devo sponnere qualcuna cosa. È fatto a pizzo del suo santo. Casante fisi un buono e milioni di energia. Chi ancora mille caras e posta sta realizzare. Devo con cua gara di faccia ora compagnia. Ma c'è ducica su besu e mega universale. Intanto cara gente ti la su allegria e i saggi del suo santo ma chi non sa ma chi mai. Altra volta se non saluti. Su santo uno deve essere concentrato e ta fudi, te non fudi, ta data, ta gusto e gustato, raccontando la vita di esso. Poi è differente, sa prazza, sa gresia, che noi si scombida può cantare in cresia, può fare sa poesia a intregresia o de tema religioso è differente conforme a gusto in conto de gusto de prazza. De prazza si riede, con gusto religioso tocca attendere. Quando si canta in intregresia è già in prima. A rettiridini sul sacramento del suo tabernacolo, poeta canoso, Deo quando siamo in gara, che di deponare verso, di diamo verso, questo è un esempio. Si chiede a miolo libero di essere cantando può cantare. Certamente, deve tempo che devo gloria, non è che non è fuori dai mappa, non è critico che fa certe cose, ma è sempre, però si deve tenere libero. Se sono cresia, deve cantare. Perché chi non canta, ma no, c'è Santo Francesco, c'è Santo Isidoro, c'è Santo Domenico, non fai Gesù Cristo, c'è. Gesù Cristo è da mano, però da mano cantando. Giusto un meda. E come una parica di anni, su canto improvvisato, sa poesia improvvisata, si stette studiata a me da pure de professores, de etnomusicologo dell'università, come è il suo lavoro con isso? Come ti si stetti? A me è stata una cosa meda bella. Lo è cusciuto Sinaro. Macchiarella, Marco Luzzu. Beh, Marco Luzzu ha fatto un progetto pure un pari meraviglioso, meraviglioso. Chi non la conosceva mai con Marco Serpentina, non la conosceva da Ignazio Moro Serpentina, Dante con notte con me, e cui stato cantatore che doveva. E via di fatto Ignazio mi pare che si sia laureato a Pizzo del Serpentina. E Marco ne sta molto orgoglioso perché io ho fatto questo progetto, ma devo ringraziare perché Marco è veramente bravissimo, no? Bravissimo. È bravo Ignazio Murro, perché ho fatto con questo progetto sulla zona di Stange. Tutti stavano bravi, ma bravo per essere bravi. Che anche studiava a Pizzo del Serpentina e poi certo si facevano domande. Questo come te non è, eccetera, eccetera. Non si poteva donare, io donavo, capite? Io donavo. E questo da prendi, ho fatto su gavetta cosa sua. Anta pubblicato cosa, pure? Anta fatto un libro? No, pubblicavo scelte questo libro fatto dessa associazione del canto Serpentina, che dove è Marco Luzzu, dove è Ignazio Murro, dove è Antonello Garau. L'ho condotto questo suo, l'ho condotto. E ho fatto questo libro in cui antipicavo una repentina di me, una correntina di me, un mottetero di me, un mese e ho fatto questo libro, pure lui ha di relazioni, si fa di questo puro. È bellissimo, questo libro è bellissimo. Che questo è questa differenza su questi studi e questa pratica. Poi questa pratica si stette ad otto orale. Tutto si impara da ascoltando.
certo. I suoi studiosi hanno attento a bisogno di scrivere cose per fare su libro. Di fatto, su chi spiegava Marco Luzzu, quando andiamo alle scuole, noi ci incontriamo 1700 pipiedos. Ja. Le scuole sul medio campitano, dove ci incontriamo tutti, perché c'è un progetto. Su progetto via da voi si scuola. Sì, poi si scuola. E quando spiegava i pippios, i pippios erano maestri, professori. E tavali uno scrittore come Dante. Scrivi che non ti piace questo verso, non lo dire. Uno che sta improvvisando, non fai aspetta che questo non mi piace di un altro. Vero. Tocca a bollo, devi cantare e basta. E questo è vero. E dunque tocca a imparare bene, a tenere su dono. Chi non te dono non fai nulla, chi non te dono non puoi cantare, non fai. Tocca a te su dono, a studiare, a non te pretese, perché le pretese sono ti posso da una mano, ci sto in brenta a mano. Capito? A non te nessuna pretesa, essere persone umili, perché su chi tu vai, questo cantatore, è su pubblico. È su pubblico. È su cantatori sindaccata, su metti di spragi, metti da tira, metti di faccia, eccetera. E sono contento, ripeto, di questo spicciocco, che sono cantando noi. E Deo ha fatto cantare a tutto, primo, Deo. Due o tre ha fatto cantare, uno ha fatto cantare il Serramanno, che si nata a Bertazzoli, su primo. E noi ci ha cantato Paolo Nucci, presidente dell'associazione Lugo, in Futei, e ci ha cantato Giuseppe, ci cantava Righiotas, e ha fatto cantare questa prima volta a Micheli Viga. Hanno detto, ma ti ha detto, no, ti errori, ma canta, perché sei convinto che carriera da lì tu sei sul cantatore, e essendo cantatore. Poi c'è nato un altro, ai gusti l'ha fatto cantare a Geroi, che si narra da Ignazio Lasi, che è regista. Tutti, santi profano, tutti su com'è, tanti profano. Poi che fonte riconoscente, sì, ha fatto bene, ha fatto male, questo è tanti gusti. Ma non credo, penso che mi ho dato bene tutti. Sicuro, poi sa gente su pubblico ad andare, ci sono a seguire. Certo. Tantos anni come te a Bolso o devo subire come te anda sa certo. su pubblico pure, sa gente ci tiene gana ancora di intendere questa poesia questa gente partecipa e spippiuso a scuola come te arricciu sa si va a carriaus per formichetta, so che ti fai sottografo, voglio scarrafio tanto così. No, a me l'ha colto bene. E in tutto questo spipiedos, non si faceva prove. Faceva prove, devo dire, c'ha 5 euro per uno che comprende di questo che dinamo è. Ascolta, è bene io di più, no? Non ammetti antinare i sulleres. Ci danno l'uscita. A volte bene i tanti non sono le ma cada gli antendi su babbo, sono occhiali, ne che si convogliante, si convogliante, no? Si gusta io, pure. Io so pure vogliante domanda, ma mentre vai a cantare io, mentre ti fai. E provavo pure a fare qualcuna rima. Il più del Sardara, che di fatto gli ha un'aura il maestro su. Tenere educare queste creature, perché questo che vuole andare con noi è diventato cantatore, perché ha fatto molte tele due paesi, improvvisato Sara. E poi questa creatura fu in terza media. Isso tenia su dono, Tenia su dono. Tocca capire, ci arrennesce ad ammaniare, ad sviluppare. Questo se perdi è caro, metaverso. E non me ne ha un associo. Hai fatto un'associazione, come te sta andando?
ci trabalha da come in testa? L'associazione, Nareuso, c'è venuto traballando, perché anche picao su pure quanto fatto un progettino e anche fatto cantare, ha fatto a me, mi hanno fatto cantare a Tramazza, mi hanno fatto cantare a Mogorella, insomma ci hanno fatto conto e funti questo pure sempre in questo progettino, in questo socio che domanda dove fa a gara, vedere questo, dove quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. E allora va in queste cose, su chi si muove, che De Bruso è il presidente, su chi anda a fare tutte queste cose. E sa che, vabbè, mi ha messo quattro gare. E 4 gare, non posso fare tutte e 4 idee, ma andavo alle tizze, simbolo e caio. No, c'è mica da funzionare, mica da funzionare. Mica da funzionare. È scettica questa regione. Questo io adesso do il presidente in mano. Il presidente in mano adesso socio. E questo è usciti. Canto si onanta, posso repentina ogni anno, nuda. Allora, io invece se preferisco che questo è se ti fatto non una donna 100.000 euro per questa associazione, perché questa associazione non è che investe soldi su repentina, è due cantatori di iglesia, è due organettos, è due tenori, e due repenti, due punti in mottetto su questo capitano e via dicendo. Ma come ti ben distribuire questa cosa? Non riuscivo come ti ben distribuire e non mi sono mai invitato a là. Questa è una gara fatta da studinari che sono donati al socio o viceversa. Non lo comprendo, non lo comprendo. Progetto sonnoso, incarrerato o chi si fanno poco i tenesi, tenesi che alcuna festa, che alcuna... non c'è nulla, perché il Monsiero è difficile, no? E ho fatto l'ultimo, l'ho fatto in Segario, con Sant'Antonio, e ho fatto il Logo Serrao, perché chi non si va di Logo Serrao è difficile, stramazzo, ho fatto il Logo Serrao, ho fatto questo di Mogorella, ma questo fu di Logo Aperto, ma il Logo Aperto mezzo andare male, non fai. Sia ponoso e sia per gente. Spero, Dio mi auguro che la prossima annata, non la prossima annata, la prossima quando ben si stavi, che la gente si risvegli e si repentina da tornare poi in atto. Ma non per me, perché adesso a certe età già è tempo che mi ritiri pure, però quando sei sul palco e seguo i giovanelli, mi pare che si tornato indietro di anni. È vero. Dunque, questo è se si spera di nosaltros e tutto, chi siga da questa musica tradizionale, questa cultura della musica, della poesia improvvisata. Dunque, ti torravo grazie a me per aver contato la vita, l'arte di vosaltros, e spero di tornare a vedere luego. Salutaus a tutti e tornaus grazie ancora. Deo mi dà con tutto il suo coro, Deo si ringrazio di essere venuto da mia e con tutto il suo coro, non ci tornare con tutto il suo coro, con tutto il suo coro si ringrazia. Siate fortunati in venire di questa vita. Grazie a me.